Samuel alzò le limpole dal vueli e le strucciò sul ciaf di Saul. Poi lo ciapà a quel e disse: «No esali il Signor che ti ha ungiuto a sorrestando al suo popolo Israele? Tu governeras il popolo dal Signor e tu lo delibereras da scrifis dei suoi nemici dall'intorno. E ve il spieli che il Signor ti ha ungiuto a sorrestando e sua eredità. Quanche ue tu mi varas lasat me, tu cetaras 2 oms donge dal tombal di Rachel, sul confin di Beniamin a Zelzac. E lor ti disaran: o vinciatadis lis mussis che tu ieris partit par la Sirilis. To pari la dismentea delle question des mussis, e al sta impinsir par l'ualtris, e al scrupule, se aio di fammo par mio fi. L'antin denant, tu rivaras al rol di Tabor, e tu intintivaras con 3 oms, che van su viers Diu a Betel, un con 3 cevres, che l'altri con 3 pagnocchis di pan, e l'ultim con 2 buffule di vin. Ti saludaran e ti daran 2 pagnocchis, che tu li accetteras di loro. Poi dopo tu rivaras a Gabe di Dio, là che l'è il presidi dei Filisteos, e te gli entrate de citat, tu ti squintraras in un trop di profetis, che vengono giù dal suc, condenantan di arpe, di tamburin, di flauti, di sitare, e staran profetanti. Allora il spirito del Signore al prombarà solare di te, tu ti metteras a profetanza tu, e tu diventeras un altri. Quanche ti saran capitas duc che spiei, fas da ur che si presente le robe, che Dio è con te. Tu l'aras giù dinan di me a Galgale, e io o tornerai in Daur, a onsiti per offrire olocausti e sacrifici di pace. Tu spieteras 7 dis che vegni di te, e ti diserai se che tu has di fa. Appena che al voltà le schene e che alla sa Samuel, Dio i gambia al cur, e duc che spiei si splanari in ta che stesse di. Di lì arrivarono a Gabe, e ve che un trot di profeti si veniva in quintri. Il spirito del Signore al plombà parsore di lui, e al scomensà a profetà fra mies di loro. Quanche che lo conosceven dopo mai a vedere in che si era buttato a profetà coi profetis, a disere in unculatri. Se ies al succedut po al fidichis, ise lance Saul tra i profetis. Un dal grop al disè, e cuies al lor pari. Ale parchel, che le passato in voga il sproc, isa lance Saul tra i profetis. Tornat ad Adicà, arriva a Gabe. Il barbe di Saul gli domandà a lui e al sofamei: «L'aveis sta?» Gli risponde: «A Sirilis mussis, non vin vidude coppie, e ho vin stat di Samuel». Il barbe di Saul al zontà: «Dai mo, contimi se che usadit Samuel». Saul gli risponde a suo barbe: «Non sa dome dit che aveva incedadis lis mussis, ma noi contà la questione di falure che aveva dit Samuel». Samuel acclamadonge il popolo da pruv dal Signor a Mizpe, e urdise a Israelis: «Il Signor Dius di Israel al discusì: Io hai fat venir su Israel dall'Egitto, e di duci reaims che ustibiavin. Uatris però voi oveis butat di bande il vostri Dio, quel che us salvave di duci vostris malans e di tutti i vostris passions, e oveis dit: No, danus un che nus fasi di re. Allora come presentaisi denanda al Signor, par tribus e par fameis». Samuel acclamadonge tutti gli tribus di Israel, e tiranta bruscete, e salta fur la tribù di Beniamin. Acclamadonge la tribù di Beniamin par fameis, e salta fur la famee di Matri. Acclamadonge le famee di Matri un par un, e salta fur Saul, fi di Chis. Aierin a Sirilu, ma non lucetarin fur, a interpellarin in Daur il Signor: «Che stom es al vignutchi?» E il Signor ur rispondè: «Velu la vie che l'è platat jenfri dai bagais». Alerin di buridi a ciolilu, e si presentà fra mies dal popolo. De spale in su al passave duc. Samuel i disè a tutte le int: «Veiso viudut quel che lassi esut il Signor, non dè in tutto il popolo il compagn». E lor attaccarono a Berlà: «Vive il re!» Samuel gli spiegò al popolo il diritto dal re, e lo mette per scritto un libri che lo poià denanda al Signor.
Poi Samuel al mandavi Elaint, ognun ce se so. Saul alle acciase anche lui a Gabe, e con lui a partire in duci plui gaiars, che Dio uveve tocciati il cur. Mai sarcandui a diserin, simut rivi alla dore che li a salvanus, lus belearin, e no iuffririn nue di nue.